Buongiorno, siamo qua per parlare del premio Luciano Vincenzoni, il bando di quest'anno, e do il benvenuto all'assessore alla cultura del Comune di Treviso, Lavinia Colonna Preti, poi a Paolo Ruggeri che ci racconterà la storia del premio Vincenzoni e a Paola Brunetta che si occupa di scuole per parlare di questo premio. Io sono particolarmente contenta di moderarlo, che si presenti questo premio allo spazio della Regione Veneto, dove è giusto che sia, perché abbiamo iniziato un dialogo con la Film Commission, di cui io faccio parte del Consiglio di amministrazione, perché il premio Vincenzoni è, diciamo, la benzina che alimenterà, diciamo, il lavoro della Film Commission, perché è un premio che guarda al futuro, che guarda al territorio, è un premio per i ragazzi, noi li chiamiamo under 35, sono ancora ragazzi nel nostro mondo un po' bislacco di oggi, e quindi sviluppare soggetti e dare un futuro a delle storie che parlano di territorio veneto è compito della film, compito delle istituzioni venete di cui la Film Commission fa parte. Do la parola a Lavinia Colonna Preti, assessore alla cultura del Comune di Treviso, per parlare appunto del premio e di che cosa Treviso fa effettivamente per il cinema. Grazie, allora, innanzitutto buongiorno a tutti, magari do una visione d'insieme, poi bloccatemi o fammi pure delle domande se poi c'è qualcosa che volete approfondire, perché chiaramente da raccontare c'è tanto. Ovviamente come Comune di Treviso abbiamo raccolto un'eredità importante, perché ringrazio Luciano Franchi, l'assessore alla cultura che mi ha preceduto, e che comunque Treviso deve ringraziare, perché credo che quello che hanno creato, e quindi insomma il primo ringraziamento va all'associazione, sia qualcosa di straordinario. Perché dico questo? Perché come assessorato alla cultura ci sono due linee strategiche direttive molto importanti e il premio abbraccia tutte e due. La prima è la valorizzazione dei talenti e quindi anche dei personaggi, degli artisti e di tutto ciò che storicamente dà lustro a Treviso come città per quanto riguarda la filiera audiovisiva, e poi oggi abbiamo un maestro, un aspetto importante, ma ci arrivo dopo. E ovviamente la seconda settore molto importante, che anche vorrei fare un approfondimento, insomma, accogliendo anche la presenza del direttore della Veneto Film Commission, è il futuro, perché un assessorato alla cultura deve porre le basi per avere una continuità nei settori ovviamente in cui ci crede. E quindi è molto 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 importante quanto il premio svolge come ruolo nei confronti dei giovani, perché è chiaro che i giovani devono essere messi a conoscenza della storia, quindi dei grandi talenti, ma bisogna anche dare gli strumenti affinché si appassionino, affinché portino avanti dei mestieri e chissà, no, poi ci siano a Treviso i talenti del futuro. Quindi da questo punto di vista Treviso sta facendo veramente tanto. Quest'anno tra l'altro per Treviso è proprio un anno dedicato completamente al cinema, perché è un'operazione straordinaria. Pensate che è la prima volta che i tre musei principali della città, perché quest'anno, diciamo, in realtà col Covid Treviso ha avuto delle notizie straordinarie, perché pensate che in piena pandemia ha aperto un museo nazionale, quindi il nuovo museo collezione Salce, addirittura ha aperto un nuovo teatro, addirittura nasce una nuova orchestra di 40 elementi, quindi nonostante il Covid Treviso ha avuto delle novità importanti. Quindi il nuovo museo collezione Salce e i musei civici di Treviso hanno dedicato questa grande mostra, che durerà più di un anno, a Renato Casaro. Renato Casaro, che è qui presente, e è sempre un'emozione poterlo citare e presentarlo. È la storia del cinema, è la storia del cinema, e mi vengono sempre i brividi. Ovviamente io poi insomma ho letto la sua storia, insomma, sono un'appassionata di cinema, e quindi insomma che credo che basti questo a far capire l'importanza, o nella costellazione cinematografica, l'importanza che anche grazie a Renato Casaro la città ricopre. Tra l'altro la città ricopre perché ricordiamo che la collezione Salce è la seconda collezione al mondo di manifesti cinematografici. Infatti in questi giorni sui social della collezione Salce vediamo proprio anche i manifesti che sono stati creati per la mostra del cinema, quindi vuol dire che Treviso anche dal punto di vista grafico, artistico e illustrativo è un punto di riferimento mondiale. Quindi da questo punto di vista credo che la città ha investito molto su quello che è il cinema, ma anche, perché no, mestieri del futuro legati al cinema, perché magari conoscendo il lavoro di Renato Casaro possono venire delle nuove idee, o comunque i giovani possono trovare delle nuove strade.
Un'altra cosa che mi ha colpito, e questo ci tengo tanto perché è diciamo una progettualità che stavamo portando avanti con la Regione Veneto prima del Covid, proprio in attesa che venisse nominato il direttore della Veneto Film Commission, perché una cosa che poi fa un assessore alla cultura quando arriva è cerca di capire quali sono le eccellenze da portare avanti, no? Quindi quali sono i gioielli della propria città. Uno dei gioielli per quanto riguarda l'industria audiovisiva più che strettamente cinematografica è proprio la filiera della formazione. Treviso racchiude dei veri e propri gioielli per quanto riguarda la formazione dei giovani under 35. Allora, sia in questo caso per delle specifiche, come per esempio appunto la sceneggiatura, quindi la sceneggiatura under 35, ma anche la post-produzione o gli effetti cinematografici. Abbiamo per esempio all'interno di H-Farm Big Rock che sta partecipando a collaborazioni hollywoodiane. Abbiamo per quanto riguarda le musiche da film, perché attraverso il Conservatorio Stefani, e qua ringrazio il maestro Canazza, che qui è un'altra eccellenza nazionale perché è un unicum in Italia come corso, e infatti diamo anche il benvenuto, quindi un altro applauso ci sta tutto, perché è un altro unicum a livello nazionale per quanto riguarda la formazione nel campo delle musiche da film. Quindi bastano questi 3 esempi, ne potrei fare molti altri, perché questo premio non è l'unico, ci sono anche molti altri festival che Treviso ospita dedicati all'industria cinematografica, per far capire che secondo me è un'eccellenza da valorizzare. Infatti mi piacerebbe tantissimo riprendere questo filone proprio della formazione, comunque del focus sui giovani, e siamo qua per questo. E siamo proprio qua per questo. Allora, ho fatto l'introduzione generale. Prima di passare la parola a Paolo Ruggeri che ci racconta la storia del premio Vincenzoni, mi ricollegherei al tema della formazione, e quindi vorrei passare la parola a Paola Brunetta per il progetto scuola legato appunto al premio Vincenzoni. E ladies first. Grazie Cecilia. Buongiorno a tutti. Allora, si tratta di un premio di un progetto rivolto ai ragazzi delle scuole superiori di Treviso. Era cominciato 2 anni fa, prima del Covid, già chiamandosi Pane e Cinema, in onore di Vincenzoni, in riferimento alla sua autobiografia, e il coordinamento era di Agostino Squeglia. C'erano 3 istituti coinvolti e avevamo portato a termine la prima fase, quella della scrittura dei soggetti. Poi è arrivata la pandemia, ovviamente ha bloccato tutto. Quest'anno vogliamo riprendere in mano il progetto, portarlo a termine, quindi anche con la seconda fase, che è quella realizzativa. Poi torno un attimo sulle fasi, e anche ampliare, anzi in realtà l'abbiamo già fatto, ampliare la rete di scuole, per cui abbiamo già sicuri 6 istituti trevigiani, e tra l'altro sono anche scuole abbastanza diverse l'una dall'altra. Sono un liceo, 2 istituti professionali di diverso indirizzo, 3 istituti tecnici, quindi insomma avremo anche ragazzi che studiano in indirizzi diversi, e quindi magari anche a livello tematico ci saranno idee diverse. Però arriviamo al sodo, vale a dire in che cosa consiste questo progetto. C'è appunto una prima fase che copre, diciamo, il primo quadrimestre, che è la fase della scrittura. I ragazzi lavorano autonomamente con i docenti di riferimento, e però questa fase è preceduta da un workshop con un esperto. 2 anni fa avevamo avuto il regista Marco Segato con noi, che aveva seguito i ragazzi e anche li aveva orientati appunto con delle indicazioni iniziali. Quest'anno abbiamo invece, a causa del fatto che Segato ha degli impegni di lavoro, abbiamo invece con noi Alessandro Padovani, che speravamo riuscisse ad esserci, può darsi che riesca ad arrivare più tardi. Comunque regista, sceneggiatore, soprattutto sceneggiatore, ha vinto anche a Locarno un premio con l'ultimo film di cui ha scritto la sceneggiatura, ma soprattutto per noi è stato il vincitore delle prime 2 edizioni del premio Vincenzoni, di cui poi il presidente Paolo Ruggeri parlerà, per cui insomma anche una cosa molto bella che sia lui a lavorare con i ragazzi. E di continuità, anche perché è la dimostrazione, l'incarnazione del fatto che il premio Vincenzoni funziona. Sì, infatti. E a questa prima fase, che si concluderà a dicembre con un incontro sempre con anche degli esperti. 2 anni fa, tra l'altro, avevamo avuto Francesco Bonsembiante con noi.
In questo incontro le varie scuole presenteranno i soggetti scritti dai ragazzi, dovrebbero essere 2 per scuola, e gli esperti vedranno quale o quali, possono essere 1 o 2, sono quelli non solo diciamo migliori, ma anche proprio più fattibili per dei ragazzi, perché poi appunto la seconda fase è quella realizzativa. I ragazzi dell'indirizzo multimediale realizzeranno un cortometraggio, appunto 2 cortometraggi, e ad aprile ci sarà un incontro finale che avrà anche un po' una funzione di evento pubblico presso un cinema di Treviso, con la proiezione appunto di questo o questi cortometraggi, e anche un po' con i ragazzi che racconteranno l'esperienza che hanno vissuto, e gli esperti che insomma racconteranno come hanno lavorato con i ragazzi. Ecco, per cui dovrebbe essere questo. Grazie mille. Grazie. Io passerei la parola a Paolo Ruggeri, che ci racconta un po' la storia del premio Vincenzoni, e soprattutto una cosa che mi ha sempre incuriosito è il connubio tra la scrittura e la musica. Perché? Bene, grazie. Innanzitutto io vorrei ringraziare il Veneto Film Commission, che ci ha permesso di essere qui a presentare la 7ª edizione del concorso Vincenzoni. In particolare vorrei ringraziare Cecilia Valmarana, che un po' ha adottato, se mi consenti questo termine, un po' ha adottato il concorso Vincenzoni, e questo ovviamente ci fa molto piacere. Ringraziamo poi come associazione la Regione per il supporto che ci dà, e il Comune di Treviso, in particolare l'assessore Colonna Preti, per il sostegno che continua a dare a questa iniziativa, che è diventato ormai un evento importante anche a livello nazionale. Il concorso Vincenzoni ha 2 anime, uno a livello locale e uno a livello nazionale. L'anima a livello nazionale è rappresentata dal fatto che i partecipanti al concorso provengono da tutte le parti d'Italia, dalle giurie in cui sono presenti persone di grandissimo livello del mondo del cinema. Il livello locale invece l'anima locale è rappresentata dal fatto che Luciano Vincenzoni era di Treviso, l'associazione è nata a Treviso e tutti noi membri dell'associazione siamo a Treviso. Il progetto scuola che la professoressa Brunetta ha illustrato poco fa rappresenta però la sensibilità che l'associazione ha nei confronti dei giovani. Quindi non solo il concorso è rivolto ai giovani nel senso di under 35, perché ormai consideriamo giovani gli under 35, ma anche perché si rivolge alle scuole cercando di portare cultura cinematografica all'interno, presso i giovani, presso gli studenti delle scuole superiori. Quando è nato il concorso Vincenzoni? Siamo alla 7ª edizione, è nato 7 anni fa, ed è nato a 2 anni dalla scomparsa del maestro, per ricordare la figura di Vincenzoni, non attraverso le normali celebrazioni, dibattiti o proiezioni di film, ma creando un qualche cosa che potesse nel tempo mantenere viva la memoria. Così è nato il concorso rivolto ai giovani soggettisti. All'inizio, prima edizione, abbiamo avuto una trentina di partecipanti. Quest'anno, 7ª edizione, i partecipanti sono 92, i concorrenti sono 92, nella sezione dedicata ai soggetti. Le sezioni sono comunque nella 7ª edizione, l'edizione di quest'anno, sono comunque 2, una a tema generale e una dedicata ad una storia veneta. Una storia veneta per tutti i suoi soggetti che ambientati in Veneto o che comunque hanno un forte riferimento al territorio veneto. Devo dire che i soggetti di questa sezione non sono moltissimi, quest'anno in realtà la maggior parte del leone la fa il tema generale. 3 anni fa o 4 anni fa per la precisione abbiamo pensato di aggiungere la sezione dedicata alle musiche da film, e arrivo alla domanda che mi facevi prima del perché le musiche da film, ma che con Luciano Vincenzoni ovviamente non c'entrano nulla, perché Luciano Vincenzoni si occupava di soggetti e certamente non di musiche. Questo perché noi riteniamo che il tema della colonna sonora, il tema musicale, della musica legata al film, sia un tema sottovalutato.
cioè nel senso che si parla di tante professionalità all'interno della produzione cinematografica, ma si parla poco di chi lavora sulla colonna sonora, di chi compone la colonna sonora, e questa è stata un po' la molla che ci ha spinto a inserire questa sezione. Una grossa spinta ce l'ha data il rapporto con il Conservatorio di Castelfranco, che è partner in queste edizioni e continuerà ovviamente anche per il futuro, e ci ha dato, dicevo, quella partnership con il Conservatorio ci ha dato una grossa spinta in questo senso. Io credo che la musica, che un po' si colloca un po' nell'anello terminale del lavoro di produzione, e il soggetto, che invece è l'idea iniziale, siano un po' l'alfa e l'omega di una produzione cinematografica, e questo è intrigante, questa idea e questo concetto. 2 parole sulle giurie di quest'anno, ovviamente sono 2, una per i soggetti e una per le colonne sonore. Quella per i soggetti è presieduta da Giorgio Diritti, regista notissimo, che purtroppo non è qui oggi, avrebbe dovuto essere, ma per impegni non è qui presente. Altri membri della giuria: Francesco Massaro, regista e sceneggiatore a sua volta, è stato amico tra l'altro di Luciano Vincenzoni. Laura Deli Colli, che è qui con noi, giornalista. Invitiamo a dire qualcosa se vorrà. Laura Deli Colli, che è giornalista, nota, presidente del sindacato dei giornalisti cinematografici e animatrice dei Nastri d'Argento. Decimo Poloniato, che è responsabile dell'area cinema nella regione, che avevo visto qui prima, eccolo là. Quindi Maria Teresa De Gregorio, che è stata responsabile dell'area cultura della regione. Michela Cescon, attrice e regista andrà. In questi giorni, tra l'altro, un suo film è nelle sale, Occhi Blu, che io non ho ancora visto, ma credo sia, anzi andrò certamente a vederlo perché appunto ho sentito dire che è molto bello. Manlio Piva, docente universitario. Questa è la giuria per quanto riguarda i soggetti. E ecco, è ovvio che qualcuno lo dimenticavo, Francesco Targhetta, scrittore e poeta trevigiano, ecco, non me ne volga purtroppo la memoria. Per quanto riguarda invece la giuria musicale, il presidente è Giuliano Ottaviani, figlio d'arte, come è noto, compositore, e ecco, la giuria è composta da compositori, docenti di conservatori e compositori a loro volta di musiche da film. Gianluca Baldi, Marco Fedalto, che è qui con noi, Caterina Calderoni, Marco Biscarini, che tra l'altro autore della colonna sonora del film Volevo nascondermi di Giorgio Diritti, pluripremiato, anche la colonna sonora premiata peraltro, e credo di non li ho detti tutti, ecco, perfetto. Allora, visto che abbiamo qui Giuliano Ottaviani, magari a lui e poi a Laura Deli Colli chiediamo qualcosa sul lavoro del giurato. Sì, buongiorno a tutti. Intanto grazie delle tue parole, questo che hai detto sulla musica, sull'importanza della musica. Io partecipo al premio Vincenzoni da 3 anni, perché da 3 anni c'è la sezione musica, il premio musica. Faccio parte del direttivo ACMF, Associazione Compositori di Musica per Film, appunto proprio perché è da qualche anno che ci siamo ritrovati noi compositori e domandandoci: ma come mai non veniamo presi tanto in considerazione? Attenzione, non per farci belli, non per i rotocalchi o per gli articoli, proprio per il nostro lavoro. Questa mancanza di attenzione nei nostri confronti porta a non capire qual è il valore della musica, e anche proprio a livello produttivo durante la lavorazione. Cioè, la nostra figura siamo degli autori del film, siamo in 4 autori del film, tutto il film, quindi è un ruolo molto importante. Ecco, sembra che questo ruolo non ci venga in qualche maniera riconosciuto. Partecipare appunto come presidente, ne sono onorato, a questo premio appunto mi fa felice per tante ragioni, ma fondamentalmente per questo. Noi siamo molto contenti, noi giurati, perché sono arrivati in questi 3 anni delle composizioni incredibili.
Ora stiamo esaminando le 16 ultime che sono arrivate. Posso parlare di quelle, le edizioni precedenti, sono arrivate tante composizioni veramente a un livello altissimo, e fa dispiacere vedere che ci sono così grandi talenti in Italia che non avranno possibilità di esprimersi, probabilmente cambieranno lavoro, perché appunto il uscire dalla scuola, quando si esce dal conservatorio, a poi entrare nel mondo lavorativo, c'è un vuoto, c'è un buco nero. Molti giovani super talentosi, come si dice, si smarriscono, non sanno più dove andare, probabilmente cambiano mestiere. Ecco, il premio Vincenzoni è un aiuto piccolo, diciamo, dovremmo farne molti altri, ma importantissimo proprio riguardo a questo. Non a caso i vincitori delle scorse edizioni abbiamo visto che stanno iniziando a lavorare e siamo felici e fieri. Ora non dico che è il merito nostro, ma probabilmente aver fatto conoscere, aver sentito queste composizioni con dei giurati che comunque lavorano in questo campo, e comunque facendolo sentire con i social, comunque portando avanti appunto queste notizie e far conoscere questi giovani talenti, qualche cosa si è mosso. Quindi ben venga al premio Vincenzoni e grazie mille ancora. Grazie Giuliano. Sì, secondo me la scrittura è fondamentale, perché quando un film non è ben scritto si sente e si vede subito, ma la musica riesce ad accompagnare in maniera straordinaria un film, e tutta la parte sonora, cioè la musica e tutto quello che si chiama il montaggio del suono, che è altrettanto importante, perché se una musica è messa piano o forte ha la sua importanza, è fondamentale. E quindi secondo me il fatto che questo premio sottolinei la musica, ce l'ha detto Giuliano, ma vorrei dirlo di nuovo. Chiedo a Laura Delli Colli se vuole dire due parole sui soggetti, in assenza di... Vieni qua Laura. Siamo congiunte quasi. Sì. Allora, buongiorno a tutti. Beh, intanto grazie per avermi coinvolto in questa avventura che insomma per me aggiunge un po' di lavoro, perché poi quando sto nelle giurie, Cecilia lo sa, lo faccio molto seriamente e quindi le cose bisogna farle bene. Due motivi di adesione assolutamente naturale, ecco. Intanto la conoscenza di Luciano Vincenzoni, perché ne ho un ricordo che, come dire, è stato segnato da una reciproca simpatia, tra l'altro, e quindi mi ha fatto molto piacere, come dire, quando ci siamo sentiti un po' casualmente su questo argomento, l'idea di poter aderire. Poi insomma c'è una giuria e c'è anche un contorno di conoscenze per cui non avrei potuto dire di no, sinceramente. Certo, la quantità anche di lavori che sono arrivati è notevole, abbiamo un metodo che per fortuna ci alleggerisce un po', non dobbiamo subito leggerli tutti, però stiamo facendo i compiti e sono sicura che poi insomma insieme troveremo sicuramente come dire, i soggetti che più rispondano anche al premio. La seconda cosa che volevo dire invece, al di là del rapporto con appunto comunque con un personaggio tra l'altro così diverso anche da come appare dalle cose che invece ha scritto, perché devo dire che insomma per fortuna il cinema ci fa parlare sempre al presente anche di chi non c'è più. Insomma, da uno scambio addirittura di un paio di lettere, una dedica che ho su un libro, insomma, un paio di visite, tra cui così, che erano state le ultime occasioni in cui ci siamo visti a casa sua, conservo un ricordo anche umano del personaggio che insomma è sempre segnato anche da, come dire, da questa curiosità che avevo, perché la prima volta che ho incontrato Vincenzoni ho trovato una persona che non assomigliava un po' alle cose che ha scritto, e questa è la meraviglia anche della scoperta e del lavoro che fa chi scrive, che si cala dentro un mondo che ovviamente non è mai quello personale in questi casi, no? A parte gli autori che sono registi e autori dei propri film.
E mi piacevano i suoi racconti, certe cose che mi raccontava anche delle sue scorribande culinarie in America, insomma, ma sempre un mondo anche ricchissimo di stimoli. Volevo aggiungere una cosa invece che riguarda la musica. Anche questo è stato un elemento che mi piace molto nel concorso e nella forma che avete dato a questo ricordo. Intanto io ho il privilegio da 20 anni ormai di aver ereditato i Nastri d'Argento come guida, che insomma è un'esperienza comunque che ho vissuto con un sentimento particolare, perché essendo nata in una famiglia di cinema, di tecnici del cinema, io da bambina sentivo parlare di questi nastri e dicevo ma che saranno, insomma ogni anno c'era questa cosa, ma chi lo prende, chi ha fatto, e ho trovato dei vecchi bollettini tra l'altro dell'AIC, l'associazione allora dei cineoperatori, in cui c'era sempre in questa copertina un richiamo, una foto ai nastri. E in tutto questo naturalmente sulla musica abbiamo molto lavorato, Giuliano lo sa perché ha avuto candidature, ha avuto riconoscimenti, quindi insomma è un po' un maratoneta a volte, forse più delle candidature che dei premi, ma tante davvero. Però questa è una parte di storia, l'altra parte è che secondo me invece la musica è effettivamente un po' trascurata dal mondo dei riconoscimenti. Infatti, per esempio, qui a Venezia, dove non c'è un premio per la colonna sonora ufficiale, ho aderito immediatamente quando 8 anni fa mi hanno proposto di collaborare con il sindacato a tenere in piedi appunto un premio collaterale, cosa che facciamo quest'anno per credo l'8ª volta, e che è un premio riconosciuto dalla mostra. Sono stati ben felici di autorizzarlo e un po' di sponsorizzarlo, perché insomma ha avuto premi a personaggi di altissimo profilo. Ovviamente il primo era stato Morricone, ma potrei citare Sakamoto, potrei citare Desplat, insomma tutta una filiera di protagonisti. No, quella è stata un'altra cosa, okay, no. Perché poi invece siamo arrivati anche a darlo ad alcuni personaggi che hanno avuto un rapporto forte comunque anche da interpreti, da protagonisti, essendo anche nelle giurie, perché uno l'abbiamo anche cooptato per non fare una giuria al solito tutta di giornalisti, quindi. E questo mi fa piacere perché è vero che la composizione soprattutto poi a volte è un momento che non ha dei riconoscimenti a parte i grandi premi, ma per questo qui mi cambio giacca un'altra volta e da presidente della Fondazione Cinema per Roma, quindi della festa, vorrei dire che noi abbiamo ospitato, ho fatto fare proprio io una serata alla nascita per la nascita dell'associazione dei compositori. È stata una bellissima serata all'auditorium a Roma dove ciascuno ha portato quello che voleva, e quindi insomma è stato un momento bellissimo e mi auguro prima o poi di potervi far come dire replicare, perché è una. Va bene. Non chiamate troppo tardi per quest'anno che se no poi è difficile organizzare, però insomma è stato un battesimo condiviso che è stato molto importante. Ho parlato troppo, lo so, ma gli altri giurati forse non ci sono tutti, quindi ne ho approfittato. Allora invece noi ci diamo appuntamento il 27 novembre? Allora, la premiazione sarà il 27 novembre nel Palazzo dei 300, sede prestigiosa del Comune di Treviso, e in quel momento conosceremo i nomi dei vincitori e, cosa importante, ascolteremo, visto che abbiamo parlato molto di musica in questa chiacchierata che abbiamo fatto, cosa molto importante, ascolteremo le partiture dei vincitori, di coloro che hanno vinto il concorso. Il tema quest'anno era musicare alcune sequenze del film Malena, film di Vincenzoni, anzi l'ultimo film di Vincenzoni. Tra l'altro è stato oggetto di polemiche fra lui e Tornatore, come tutti sappiamo, ma insomma, al di là di questi aspetti un po' da gossip, è stato l'ultimo film filmato da Vincenzoni, e le musiche le partiture vincenti verranno eseguite da un ensemble del Conservatorio di Castelfranco, di cui abbiamo qui il direttore Stefano Canazza, grande amico dell'Associazione Vincenzoni, a cui chiederei di dire 2 parole però. Allora, mi siedo vicino alla signora perché in piedi. Buongiorno a tutti, saluto il maestro Casaro e tutti i componenti di giuria, l'assessore comune. Ringrazio per l'invito il presidente Paolo Ruggeri.
e il maestro Ottaviani, naturalmente presidente di commissione. Il conservatorio, come si diceva prima, ha dato una forte spinta quando l'associazione Vincenzoni ci ha proposto, insomma, di istituire la sezione musica. Ovviamente un istituto che si occupa di formazione e che ha nel suo interno classi di composizione e un indirizzo specifico sound design, musica da film, non poteva che sposare la causa. La terzo anno, come diceva, che in qualche maniera attraverso qualche nostro docente e con la collaborazione dell'associazione Vincenzoni diamo vita appunto a questo meraviglioso appuntamento che quest'anno sarà il 27 di novembre. Un ensemble che ovviamente nasce a seconda di quella che è il bando e quindi la partitura che viene richiesta e lo strumentario, insomma, che viene dato a disposizione, e il conservatorio di fiati, archi eccetera, quello che sarà necessario, fornisce questo concerto fatto dai nostri studenti e coordinato dal professor Baldi. Quindi un'occasione importante. Mi complimento per il luogo, essere arrivati ad invito in questo luogo meraviglioso per Fincomissio, che sicuramente è già stata ringraziata prima di me. È un'occasione importante per far conoscere Luciano Vincenzoni, grande interprete, appunto saggista di questa associazione, e l'occasione appunto per la musica da film. Esiste, qualcuno può dire, esiste anche il film muto, e quindi un giorno ero a tavola con qualcuno, mi diceva sì, la musica è importante per i film, però attenzione maestro che esiste anche il film muto. Certo, però io sono convinto che le emozioni che può trasmettere la musica nel raccontare le immagini sia un'occasione unica da non perdere. Grazie e buona giornata. Assolutamente sì, grazie a lei. Allora, io direi, vogliamo concludere, c'è qualche aggiunta da dire? Io vorrei dire che il 27 novembre ci piacerebbe venire e andare a visitare la mostra di Renato Casaro. Bella, che saluto. Verremo a vederla. Io ho iniziato lavorando alla Filmauro e i manifesti della Filmauro erano tutti firmati da lei, quindi per me era... Lo posso immaginare. Lo posso immaginare, ma insomma i miei esordi camminavo in quel corridoio dove c'erano i suoi manifesti che erano bellissimi. Beh, Renato ormai da 2 anni disegna la locandina del concorso, e quindi anche quest'anno la locandina della 7ª edizione, che ormai è quasi completa, ci ha fatto vedere prima dei bozzetti, purtroppo non riusciamo a vederlo, il bozzetto non riusciamo a vederlo, e tecnicamente... È la prima idea comunque che dovrebbe funzionare. Funzionerà. Volevo fare forse un referendum con il pubblico, però l'abbiamo già fatto noi. No, credo che... No, ma credo che il soggetto, il bozzetto che mi faceva vedere Renato poco fa è molto bello, e credo che sarà interessante, perché avremo l'occasione di vedere visivamente il maestro Vincenzoni, di cui esistono di cui esistono pochissime anche fotografie, esistono poche foto. Però di Vincenzoni. andando cercandolo sul web si trovano delle interviste irresistibili, veramente irresistibili. C'è la famosa intervista. Invito chi non l'ha conosciuto, chi non sa come è fatto, di andarsela a cercare, perché è veramente irresistibile. C'è quell'intervista in Rai stupenda, effettivamente, in cui lui racconta tutta la storia quando con De Laurentiis, è eccezionale. Bene. No, volevo dire solo una cosa, una parentesi. Si parla di musica di film che non è tanto, ma vi rendete conto che la musica di film è fondamentale? Non sono delle colonne sonore. Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Tu comprendi il film immediatamente, lo rivedi il film, insomma ti rimangono la colonna sonora. Non so, c'era una volta in America, Balla coi lupi, queste colonne sono stupende, potenti, che ti ricordano, ma non c'è dubbio, direi che è fondamentale la musica da film. Forse Sergio Leone girava con la musica del film precedente, girava con la musica, quindi vuol dire che lui ispirava. La musica non è così poco, direi, fondamentale invece. Ecco, colonne sonore stupende fanno parte della nostra vita, insomma, no, della nostra. Ecco, volevo solo questa parentesi. Grazie infinite. Grazie Renato, grazie a voi. Io ringrazio per l'aiuto. Chiudo? Sì.
Allora ringrazio moltissimo Paola Brunetta che ci ha parlato del progetto scuola del premio Vincenzoni, l'assessore alla cultura Lavinia Colonna Preti che ci ha detto quanto fa Treviso per il cinema, tutto, e per il premio Vincenzoni, Paolo Ruggeri che ci ha raccontato la storia, il maestro Casaro presente e Giuliano Taviani con tenerezza e di gioventù. Grazie infinite a tutti, grazie Laura.